E benvenuti a un nuovo appuntamento con Verona Live. Siamo in diretta oggi, martedì 5 gennaio, e ci occuperemo di un tema molto caldo questa sera, che proprio nelle ultime ore è stato al centro delle discussioni governative nazionali e regionali. Stasera parleremo infatti della situazione in cui versa la scuola italiana. Con l'ultimo DPCM di dicembre 2020 il governo aveva infatti deciso di riaprire le scuole superiori il prossimo 7 di gennaio. Nei giorni scorsi però i dubbi sulla riapertura si sono fatti sempre più pressanti, soprattutto alla luce del calo dei contagi ancora troppo lento purtroppo. La situazione ha poi portato il governatore del Veneto Luca Zaia a emettere un'ordinanza proprio ieri che impone la didattica a distanza al 100% per tutte le scuole superiori fino al 31 di gennaio, quindi fino a fine mese. A livello nazionale invece la riapertura sembra slittata ufficialmente all'11 di gennaio con varie eccezioni a seconda delle regioni. Per il momento non sembra invece in discussione la ripartenza delle scuole elementari e medie. Parleremo di questo e di molto altro con il preside dell'Educandato Statale Agli Angeli e coordinatore dei presidi degli istituti superiori di Verona Mario Bonini, con il dirigente dell'Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova Alessio Perpolli e con la cofondatrice del movimento Ridateci la scuola, l'avvocato Giulia Ferrari. Ma come sempre iniziamo con una panoramica sulle principali notizie del giorno e anche con un aggiornamento sui dati del bollettino Covid. E allora andiamo subito sul sito di JD Visual per vedere la situazione coronavirus in Italia. I ricoverati con sintomi rispetto a ieri sono aumentati di 78 unità. Ci sono 10 pazienti in meno invece in terapia intensiva, meno 1365 persone in isolamento domiciliare e un calo di 1297 attualmente positivi. I casi totali sono aumentati di 15.378 unità dall'inizio della pandemia. E andiamo invece a vedere poi l'ultima ordinanza, l'ultima conferenza stampa del governatore Zaia, che oggi ha confermato la didattica a distanza al 100%, prudente mettere studenti e docenti in smart working. C'è inoltre preoccupazioni per le mutazioni del virus, in particolare per le varianti inglese e sudafricane. Per quanto riguarda invece il vaccino, l'efficacia è al 95% e ci sono alti livelli di sicurezza, così ha confermato la dottoressa Francesca Russo, sempre in conferenza stampa con il governatore Zaia. E sempre per quanto riguarda la situazione Covid, a Verona i ristoratori incroceranno le braccia il prossimo 7 e 8 gennaio proprio per protestare contro il decreto legge in vigore dal 7 al 15 di gennaio che concede ai pubblici esercizi, dai bar a ristoranti, la possibilità di rialzare le serrande per appena 2 giorni, quindi proprio il 7 e l'8 gennaio e soltanto, lo ricordiamo, fino alle ore 18. La protesta è firmata da FIPE, Confcommercio Verona, quasi 100 i ristoranti del centro che protesteranno in questo caso. E poi passiamo invece alla cronaca e andiamo a Costermano, dove la frana è tornata a far tremare il paese. Infatti proprio questa mattina si è staccato un altro poggiolo di terra dal fronte crollato nel weekend scorso. Sono inagibili 4 abitazioni presenti nella zona e i residenti non potranno tornare nelle proprie abitazioni prima di un anno, che è il termine ipotizzato per la conclusione dei lavori di sistemazione totale. E andiamo avanti invece con la cronaca e una doppia rapina con coltello avvenuta a San Bonifacio. Arrestato un 27enne, aveva commesso 2 rapine nei confronti di altrettanti connazionali. Un 27enne di origine marocchina senza fissa dimora, arrestato ieri sera dai militari della compagnia di San Bonifacio su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale Scaligero su richiesta della locale Procura della Repubblica, che aveva recepito le risultanze investigative dei militari dell'Arma. E quindi ora è arrivato il momento di passare all'argomento di questa sera, l'argomento principe, quindi a parlare della scuola, e stamattina abbiamo raggiunto la cofondatrice del movimento veronese Ridateci la scuola, l'avvocato Giulia Ferrari. L'abbiamo chiesto se questa chiusura era stata preventivata oppure no. Sentiamo.
Sì, onestamente per noi non è stato un fulmine a ciel sereno. La ripartenza della scuola non poteva prescindere da un piano organizzativo fattivo e operativo che non è stato realizzato nella nostra regione. Quindi sulla base di questa premessa purtroppo la scelta del governatore era una scelta scontata. Tracciamento, potenziamento del tracciamento sanitario e potenziamento dei trasporti sono passaggi imprescindibili e non abbiamo avuto evidenza che ci siano stati delle effettive e concrete iniziative sotto questo profilo. Allora, secondo noi c'è un vizio di partenza o magari un peccato iniziale nell'impostazione della riapertura o della gestione della scuola nel periodo emergenziale, ed è quello di considerare la scuola e la sua popolazione, prevalentemente ovviamente gli studenti principalmente, come un settore sacrificabile. Non è così non solo perché il diritto all'istruzione e allo studio sono tutelati dalla Costituzione, ma perché la scuola è il luogo in cui i ragazzi esprimono la propria socialità, le proprie capacità, ed è il luogo in cui si sviluppa la coscienza civile. Pertanto, a nostro avviso, questo era il presupposto che doveva muovere tutte le iniziative. A noi interessa poco dire chi doveva fare che cosa. Tutte le istituzioni, per le parti di loro competenza, regione, comune, enti territoriali, aziende di trasporto, dovevano muoversi sulla base di questa premessa. Solo tutelando la scuola si risolve il problema in maniera reale, altrimenti ci saranno sempre degli alibi che porteranno a un differimento dell'apertura. Ecco, allora per analizzare la situazione dall'interno, in questo caso ci rivolgiamo al preside dell'Educandato Agli Angeli, Mario Bonini. Buonasera professore, grazie per essere qui con noi stasera. Buonasera. In realtà nell'ultimo periodo, a seguito dell'ultimo DPCM, le istituzioni si sono mosse con un tavolo presieduto dal prefetto che ha riunito l'azienda dei trasporti, le rappresentanze sindacali, la rappresentanza delle scuole per cercare una soluzione per la ripresa che era prevista, come sapete bene, il 7 gennaio, tant'è che si era ormai pronti a supportare le scuole superiori rispetto a un'organizzazione che vedeva un doppio turno alle 8 o alle 9:30 per la frequenza dei ragazzi della scuola superiore. Questo aveva innescato tutta una riorganizzazione abbastanza capillare da parte delle scuole, l'accordo con ATV, e poi tutta questa cosa è saltata. Io sono d'accordo con l'avvocato Ferrari che la scuola purtroppo non è un elemento che va sacrificato così facilmente, ma credo che a monte ci sia stata forse una considerazione non troppo, come posso dire, puntuale della situazione epidemiologica nel Veneto, che adesso è arrivata sostanzialmente al pettine, e quindi la questione poi della scuola diventava di difficile gestione visto la situazione epidemiologica. Però noi eravamo pronti, avevamo già tutto attivato in accordo appunto con ATV, con il prefetto, e il banco è saltato per l'ennesima volta, ma la cosa che a noi dispiace di più non è tanto il nostro lavoro, che va bene, c'è stato, viene buttato all'aria ma non importa, ma dispiace soprattutto per i ragazzi perché l'attesa era veramente forte. Noi stiamo registrando anche nei ragazzi dei casi veramente di chiusura, di depressione, di stanchezza, di perdita di motivazione. Ecco, di questo appunto questo è un problema importante. Esatto, di questo ne parleremo poi anche più avanti. Ecco, quindi giro un po' la domanda che ho fatto questa mattina all'avvocato Ferrari. Insomma, vi aspettavate questa chiusura al 100% oppure no? E forse c'è qualche problema di collegamento? Mi sente, preside? No, io la sento.
Ok, allora le giro la domanda, dunque, le stavo dicendo, le Sì, giro la domanda che ho fatto questa mattina, bene o male, all'avvocato Ferrari. sì, Questa chiusura sì. prolungata, ve l'aspettavate al 100%, insomma, la chiusura della scuola No, superiore fino al 31? no, onestamente no, perché noi abbiamo fatto un incontro con il nostro direttore generale esattamente il 28 dicembre, quindi pochi giorni fa, e le cose erano, assieme al rappresentante di ATV, le cose erano già pronte, stavamo lavorando appunto sulla doppio doppio turno 8, 9 e 30. E quindi la notizia del 4 gennaio, quindi pochi giorni dopo, in cui il 100% rimane a casa, è chiaro che ci ha lasciato un po' spiazzati. Ci si domanda ovviamente quali sono i rapporti di comunicazione tra i vari enti di governo, perché non si capisce come una cosa pensata il 28 e proseguita per il 29 e per il 30 con i nostri lavori di tavolo concertato, 4 giorni dopo sia saltato. Capisco che c'è di mezzo la questione epidemiologica su cui nessuno può mettere parola, però a quel punto forse è mancata anche una buona comunicazione tra le parti, però Certo. tant'è. Certo. Ecco, allora in questo momento diamo anche il benvenuto al professor Alessio Perpolli, dirigente dell'Istituto Comprensivo di Bosco Chiesa Nuova. Buonasera, professore. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Allora, dunque, professore, con lei cambiamo registro perché non siamo più nell'ambito delle scuole superiori, ma in quello delle scuole del primo ciclo, quindi elementari e medie, che di fatto non si sono praticamente mai fermate in questi ultimi mesi e riprenderanno regolarmente il 7 di gennaio. Ecco, come ve la siete cavata fino ad ora? No, questa è una sottolineatura importante perché appunto il dibattito verte spesso sulle secondarie e secondo grado, sulle scuole superiori, ma è importante ricordare che fin da settembre le scuole del primo ciclo non si sono mai fermate, offrendo il servizio spesso anche in situazioni complesse, per cui anche i vari casi di positività, i vari casi di assenza del personale sono stati gestiti via via in questi mesi, credo in maniera decisamente efficiente, perché il servizio è stato garantito per tutti i nostri ragazzi. È chiaro che dai 3 ai 13 anni il lavoro in duplex serviva un coordinamento costante con le amministrazioni comunali, e spesso in periferia le amministrazioni comunali con cui raccordarsi sono state più di una, per gestire i trasporti, per gestire le mense, per gestire tutte quelle che sono gli aspetti organizzativi concreti di ogni giorno. E devo dire che le difficoltà ci sono state, è inutile negarlo, però attraverso un lavoro di collaborazione con tutti gli enti del territorio si è riusciti a dare un servizio, credo, pienamente efficiente. Poi è chiaro, come diceva il collega Bonini, nell'ultimo periodo la parte dei contagi diretti e indiretti, soprattutto indiretti per quanto riguarda la scuola, perché casi di positività all'interno, ma i casi indiretti hanno aumentato via via la complessità con casi di quarantena di alunni e di docenti, e lì diventa decisamente complesso gestire le sostituzioni dei collaboratori scolastici e dei docenti quando vengono a mancare in classe. Certo. Ecco, lei ritiene che sia giusto fermare le scuole superiori in questo momento a fronte di uno stop che sta durando da un bel po', e non crede che potrebbe essere rischioso invece far riprendere le lezioni ai più piccoli? Ma io credo che le valutazioni di tipo sanitario e epidemiologico sono competenti. Chiaro che in Italia, come quando gioca la nazionale italiana, tutti sono allenatori, adesso abbiamo 60 milioni di virologi a disposizione. Noi siamo qua a servizio dei cittadini, a servizio dei nostri ragazzi, e in base alle scelte che vengono fatte dalle persone, dalle autorità competenti, noi organizziamo il servizio al meglio delle nostre possibilità. Certo. Ecco, Bonini, lei cosa ne pensa del fatto che le scuole medie ed elementari possano ricominciare le lezioni e invece le superiori no?
Da una parte conforta il fatto che il tasso di positività nelle scuole sia decisamente basso e anch'io ho una scuola elementare e una scuola media e quindi so di cosa sto parlando, nel senso che casi positivi diretti ne abbiamo avuti veramente pochi. C'è anche un fatto di natura sociale, credo, perché è anche legato all'età. È chiaro che lasciare a casa bambini dai 6 ai 14, ragazzi fino ai 14 anni ovviamente creerebbe dei grossi problemi dal punto di vista gestionale e quindi sociale. Immagino nelle regioni in cui vengono lasciati a casa i bambini delle elementari o delle medie la grossa fatica che le famiglie devono affrontare. Le superiori sono considerate a torto, secondo me, più autonome nel gestire questa situazione, però non ci si rende conto che ci sono dei danni abbastanza importanti anche in questo settore, perché insomma stiamo parlando di adolescenti, di persone in crescita che cominciano, come dicevo poc'anzi, a manifestare segni veramente di disagio psicologico anche abbastanza importante. Però dovendo fare una scelta è chiaro che mettendo insieme aspetto epidemiologico, aspetto sociale, aspetto così di gestione delle famiglie, è chiaro che la scelta di mantenere le elementari e le medie in presenza sia una scelta assolutamente ragionevole, fermo restando che le ultime indicazioni allegate all'ordinanza del governatore Zaia sono molto più strette di quanto non fossero precedentemente, perché c'è stato comunicato, ma è visibile a tutti, che basta un caso positivo e immediatamente tutta la classe viene messa in quarantena, gli insegnanti collegati per contatti indiretti vengono messi in quarantena con rientro dopo 10 giorni, se non dopo un tampone negativo. Insomma, si preannuncia un periodo complesso anche per le scuole elementari e medie, perdonatemi questi termini desueti, ma il collega immagino mi capisca benissimo della difficoltà che ci troveremo ad affrontare, perché nel momento in cui tu con un singolo caso positivo metti un'intera classe in quarantena, cosa che fino a poco tempo fa non avveniva, è chiaro che generi una complessità non da poco. È chiaro che le scuole si sono organizzate e continueranno ad organizzarsi per garantire la didattica digitale integrata, quindi la didattica a distanza, che diventerà secondo me prassi anche alle elementari, non c'è niente da fare. Le scuole si sono attrezzate, si attrezzeranno per cercare di dare il miglior servizio possibile, però ecco, il periodo si sta facendo ancora più complesso di quanto non fosse precedentemente, anche per il settore della primaria e della secondaria di primo grado. Certo. Ecco, adesso ci colleghiamo invece a un aspetto che ha analizzato lei, ossia quello del disagio psicologico. Ne abbiamo parlato anche questa mattina con l'avvocato Ferrari, sentiamo le sue parole. Non lo dico io, oggi Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria e membro del CTS, ha dichiarato che il Covid produce per i ragazzi più danni indiretti che diretti. La chiusura della scuola provoca un pregiudizio grave, non solo sotto il profilo, ripeto, della violazione del diritto all'istruzione, ma soprattutto per il venir meno di uno spazio in cui i ragazzi esprimono la propria personalità e sviluppano le proprie competenze di socialità, di rapporto, sia nei rapporti tra pari sia nei rapporti con gli insegnanti. Crediamo che questo lascerà un segno, e lo diciamo perché siamo confortati in questo da relazioni e comunicati dell'Associazione degli Psicologi Italiani e da gran parte del settore medico che si occupa di queste problematiche. Per questo è indispensabile riportare la scuola in presenza e in sicurezza.
Ecco, Bonini, io e lei a ottobre avevamo già parlato di questa tematica in un'altra puntata di Mattino Verona e anche lei aveva preannunciato problematiche psicologiche come anche questa sera per i ragazzi che hanno dovuto rinunciare alle lezioni in presenza, così come di fatto alla socialità con i compagni di classe, anche con i professori. Ecco, ora la situazione sarà recuperabile oppure no? Allora, i ragazzi sono, come posso dire, molto duttili, sono aperti. L'importante è non lasciarli soli, non farli sentire abbandonati. È chiaro che lo sconforto probabilmente sta regnando sovrano in queste ore, perché, ripeto, c'era veramente una grossa attesa. Questo 7 gennaio era diventato veramente un punto di svolta per molti di noi e soprattutto per loro. Adesso si tratterà di ricontenere questa delusione, di rassicurarli, di non farli sentire soli, di curare sicuramente gli aspetti dei contenuti, delle cose da apprendere, ma prevalentemente l'aspetto anche di tipo relazionale, in modo tale che tra di loro possano continuare a dialogare, possano dialogare con i loro insegnanti, sentirsi non soli, non abbandonati, perché, ripeto, credo che lo sconforto in queste ore sia abbastanza diffuso, però chiaramente noi siamo gli adulti, dobbiamo tenere l'equilibrio e cercheremo di dar loro una mano a gestire le emozioni, a gestire questi sentimenti, questa fatica, sperando veramente che poi le cose pian piano possano tornare alla normalità. Ecco, secondo lei quali sono i contraccolpi, se ci saranno, che subiranno gli studenti una volta rientrati in classe, un po' alla normalità, ecco? Bisognerà pian pianino ricostruire o perlomeno rinforzare l'elemento della socializzazione, della relazione. È chiaro che stiamo parlando di casi isolati e di casi, se volete, che possono costituire un'eccezione, però ci sono situazioni di difficoltà a riallacciare le relazioni fisiche, a riallacciare le relazioni vere. Questo ve lo dice uno che vede anche tanti adulti in questa difficoltà, perché ci siamo talmente abituati, come stiamo facendo noi questa sera, ciascuno nella sua casa, nel proprio ufficio, a lavorare così distanti, che l'affrontare anche l'elemento fisico della relazione non è così scontato, non è così facile per tutti. Si tratterà di mettere in atto delle azioni di supporto, di compensazione. Tantissime scuole hanno esperti, hanno sportelli, hanno counselor che possono dare una mano, gli stessi insegnanti nella loro pedagogia, nella loro didattica e pedagogia dovranno puntare proprio su questi aspetti di riallaccio delle relazioni concrete, delle relazioni reali, fisiche, perché anche la fisicità che si è andata persa va pian pianino riconquistata. Non è detto che sia così immediato per tutti. Il lavoro sarà anche in questo senso. Certo, certo. Ecco, per Polli, nonostante le scuole elementari e le medie non siano state toccate negli scorsi mesi, comunque durante il lockdown di marzo, diciamo, sono state chiuse come praticamente tutto il resto. Quali sono state le criticità maggiori che avete riscontrato tra gli studenti e anche tra il personale, i docenti? Le difficoltà maggiori sono sempre legate alla parte relazionale. Cambia la fascia d'età, cambia la modalità di porsi, anzi mi verrebbe da dire, immaginiamo una situazione di lockdown come c'è stato da marzo a bambini piccoli della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, in cui la parte relazionale è così importante, fondamentale direi proprio nei processi di apprendimento. E questa è stata una mancanza veramente fortissima percepita dai ragazzi. Poi è altrettanto vero che i ragazzi, i bambini hanno tempi di recupero molto veloci se non vengono lasciati da soli. Questo è un concetto importante che ha sottolineato prima anche il collega Bonini, non devono essere lasciati da soli dai genitori, dagli insegnanti, da tutti gli adulti che hanno un ruolo educativo nei loro confronti. Però loro hanno tutte le risorse per poter recuperare bene. È chiaro che più il tempo si dilata, più le difficoltà aumentano,
Perciò la speranza nostra è che la scuola continui ad avvenire in presenza, a svolgersi in presenza, anche con tutte le difficoltà, anche con le quarantene, anche con gli stacchi che possono esserci. Ma il fatto di avere una meta, sapere che si ritorna dopo 10 giorni, dopo 14 giorni, diceva benissimo prima Mario Bonini, nel momento in cui i ragazzi delle superiori sapevano che il 7 si rientrava a scuola, pensare da un momento all'altro, da un giorno all'altro, non si rientra, è stata una botta particolarmente forte. Perciò è importante anche per i bambini più piccoli sapere che nonostante la difficoltà, magari lo stacco di 1 o 2 settimane, poi si riprende, si prosegue. Poi le tecnologie ci aiutano, le abbiamo organizzate, funzionano, però non sostituiranno mai quello che è la parte viva e vitale che c'è in classe. C'è poco da fare, l'apprendimento passa sempre e solo attraverso le emozioni e la relazione. Non potremo mai farne a meno e nessun insegnante rimpiangerà mai questo momento che stiamo attraversando. Ecco, nel suo istituto comprensivo c'è stato qualche caso particolarmente difficile, magari di qualche bambino che ha faticato a reinserirsi in classe tra i propri compagni? Direi di no perché appunto i tempi sono stati, la nostra situazione del primo ciclo è diversa rispetto al secondo, soprattutto in questo momento, perché i tempi possono essere quelli dei 10 giorni, poi si sa, c'è il tampone, si rientra, perciò tempi ristretti in cui non vengono mai lasciati da soli perché gli insegnanti attraverso la didattica a distanza e gli strumenti digitali tecnologici che si ha a disposizione mantengono il contatto quotidiano, perciò non si sentono sicuramente abbandonati. Fa un po' di tenerezza, un po' di emozione anche per noi adulti. È capitato una bambina un po' magari con qualche difficoltà in più che chiedeva un contatto personale, magari video con la propria insegnante o anche con me, chiedeva un saluto particolare, insomma traspariva anche in questa situazione quel bisogno di presenza, di contatto umano che abbiamo tutti bisogno, piccoli e grandi, e piccoli in particolare. Assolutamente. Ecco, ora facciamo un attimo una pausa, andiamo a vedere in particolare i dati, ossia le chiusure regionali, le riaperture, scusate, regionali, perché come sappiamo il Veneto ha deciso di di chiudere le scuole superiori fino al 31 di gennaio, ma non è così in tutta Italia. Ovviamente ogni regione ha deciso per sé, come possiamo vedere il Trentino Alto Adige ha deciso per la scuola in presenza al 50% dal 7 di gennaio, Valle d'Aosta è pronta a riaprire le scuole superiori il 7 gennaio. In Piemonte invece gli studenti delle scuole superiori torneranno in classe il 18 gennaio compatibilmente con l'andamento della pandemia. In Lombardia vediamo la regione è pronta alla riapertura delle scuole con piani realizzati dalle prefetture e poi ancora Emilia-Romagna il 7 gennaio riprenderanno le lezioni per elementari e medie e l'11 gennaio per i ragazzi delle superiori con didattica in presenza al 50%. Andiamo a vedere anche i dati del sud. In Campania riapriranno lunedì 11 le scuole dell'infanzia e delle prime 2 classi della scuola primaria e a partire dal 18 gennaio sarà valutata la possibilità del ritorno in presenza dal 25 di gennaio. E ancora in Sicilia la scuola si prepara alla riapertura il 7 o l'8 gennaio con le superiori eventualmente al 50% fino al 18 gennaio e se la curva epidemiologica lo permetterà la percentuale salirà al 75%. Quindi come abbiamo visto sono delle decisioni diverse rispetto tra regione e regione. Il Veneto, lo ripetiamo, ha deciso per una chiusura totale fino al 31 di gennaio, quindi la didattica sarà completamente a distanza al 100%. E andiamo avanti perché parleremo adesso torniamo a parlare del tema scuola più concentrato sul veronese e in particolare del tavolo tecnico che è stato richiesto dal movimento Ridateci la scuola nei mesi scorsi e che adesso il movimento sta tornando a richiedere a gran voce. E allora sentiamo cosa ci ha detto l'avvocato Giulia Ferrari. Ma noi è da maggio che tentiamo un dialogo con la regione, con il comune. Siamo riusciti quest'estate a far aprire in comune di Verona un tavolo tecnico al quale abbiamo partecipato. Abbiamo rinnovato la richiesta di apertura del tavolo tecnico in comune per la problematica delle superiori, la problematica che ci occupa adesso,
Approfitto di questo momento per rinnovare questa richiesta al nostro sindaco. La richiesta non è stata al momento accolta, nel senso che non c'è stato dato riscontro, mentre noi riteniamo indispensabile ripristinare un momento di collegialità e di condivisione, perché tutti gli operatori e i soggetti interessati al mondo della scuola possano condividere le strategie migliori per una riapertura in presenza e in sicurezza. Ecco, professor Bonini, secondo lei è giusta questa richiesta? Insomma, è giusto cercare una sinergia tra scuola, comune e anche genitori per cercare di capire come agire in questo momento? Ma in realtà la sinergia c'è stata, nel senso che il tavolo tecnico voluto dal governo si è di fatto realizzato ed era già tutto predisposto, nel senso che capisco che i genitori non sono stati coinvolti in questo tavolo, ma non lo sono stati neanche i dirigenti scolastici. Noi avevamo il nostro rappresentante, il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale che ci rappresentava, ma di fatto il risultato si era ottenuto e il modello c'è, nel senso che ATV ha messo sul piatto della bilancia autobus in più, risorse umane in più, ha chiesto alle scuole di organizzare, ovviamente per ragioni di tecniche, un doppio orario di ingresso e un'uscita concordata. Stiamo parlando del comune di Verona, perché invece le province avrebbero potuto tranquillamente sostenere il rientro al 50% come previsto dalla norma a partire dal 7 gennaio, era solo per il comune di Verona che si rendeva necessario questo doppio turno. Diciamo che questo modello rimane lì congelato in attesa che si possa aprire, speriamo, il 1° di febbraio. Strutturalmente l'organizzazione c'è già ed eravamo già pronti. Si tratterà a questo punto di spostare la cosa di un mese, sperando che si possa effettivamente realizzare. Sul fatto del coinvolgimento dei genitori e delle associazioni, capite bene che questa è una scelta di tipo così politico, ma insomma dal punto di vista tecnico l'organizzazione era già pressoché pronta, pressoché strutturata, quindi noi il modello lo abbiamo ricevuto e lo stavamo predisponendo. Speriamo veramente che si possa prendere e farlo svitare semplicemente di un 20 giorni, in attesa che il 1° febbraio si possa effettivamente tornare almeno col 50% dei ragazzi in presenza. Ci terrei a precisare comunque che il 100% è vero fino a un certo punto, nel senso che l'ordinanza regionale prevede che comunque i ragazzi con bisogni educativi speciali, e quindi stiamo parlando di ragazzi con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento o altre situazioni che siano qualificati come bisogni educativi speciali, possano frequentare regolarmente le lezioni. Ecco perché gli insegnanti saranno a scuola a fare lezione, non sono a casa. L'idea sostanzialmente è che la scuola non si chiude al 100%, perché c'è una porzione di umanità scolastica che va sostenuta assolutamente, perché sono le persone più fragili, che hanno maggiori necessità, naturalmente in accordo con le famiglie e con il loro beneplacito. Però ecco, l'attenzione alle persone con più bisogni rimane assolutamente salvaguardata. Ecco, tenevo a dirlo perché se no non sarebbe rispettoso neanche del testo della Regione Veneto, che lo ribadisce. Assolutamente, questa è una precisazione importante da fare, quindi la ringraziamo. Ecco, tornando all'organizzazione di cui ha parlato lei, che era già tutto pronto come ci ha detto, alcuni movimenti politici, per esempio Traguardi, hanno invece puntato il dito contro l'amministrazione, contro l'organizzazione appunto comunale, che non sarebbe stata in grado di rispondere alle esigenze della ripartenza, quindi deduciamo che lei non è d'accordo con questa visione delle cose. Allora, anche qui credo che si debbano fare dei distinguo. Sono d'accordo nel senso che sui tempi, i tempi non hanno funzionato, nel senso che di queste cose se ne parlava i
presidi hanno sollevato i problemi, ricordo nei primi incontri già da marzo, appena iniziato il lockdown, si era detto guardate che in futuro la questione sarà collegata ai trasporti, dobbiamo darci da fare, dobbiamo muoverci. Insomma, diciamo che come tempistica Verona insomma, si è un po' mossa in ritardo, e su questo sono sicuramente d'accordo nel manifestare il disagio di chi denuncia questa cosa. È vero però che in questa ultima fase la cosa finalmente si era realizzata e finalmente si sarebbe potuta metterla in atto. Se mi posso permettere, giusto per chiudere il ragionamento fatto precedentemente, è anche vero che le scuole possono organizzare attività di laboratorio, penso soprattutto agli istituti tecnici e professionali o i licei per i quali il laboratorio, penso al mio laboratorio del liceo coreutico sia previsto proprio dal curriculum, possono attivare le attività di laboratorio, per cui qualche classe, qualche momento per rientrare a scuola sicuramente ci sarà, quindi è un 100% però con come posso dire, con delle buone eccezioni, ecco. Certo. Ecco, lei per Polli cosa ne pensa? Insomma, innanzitutto del tavolo tecnico richiesto da Ridateci la scuola e poi in secondo luogo della situazione, dell'organizzazione, delle critiche mosse dalla politica. Io sono pienamente d'accordo con quanto espresso dal collega Bonini. È vero, ogni forma di collaborazione, lo vediamo nel micro ma come nel macro, ogni forma di collaborazione sempre aiuta a trovare soluzioni alle difficoltà. Poi ci sono alcuni incontri tecnici, che sono definiti tecnici proprio perché sono tecnici, che servono tempi ristretti, gruppi ristretti, proprio per poter analizzare con libertà, con estrema libertà, tutti gli aspetti organizzativi, appunto tecnici. Perciò poi la decisione di coinvolgere enti o associazioni sul territorio è effettivamente una decisione politica. Io posso aggiungere e sottolineare che in tutte le scuole, e direi in particolare nei comprensivi che hanno una fortissima correlazione con gli enti, le associazioni, le amministrazioni comunali del territorio, questo raccordo che c'è e c'è sempre, e non è sempre semplice, ma è assolutamente fondamentale anche per il nostro ruolo di dirigenti, è veramente una risorsa straordinaria, e solo se si riesce a fare veramente squadra con tutti si riesce a far fronte anche alle emergenze, anche alle situazioni più complesse, e siamo riusciti a far funzionare le nostre scuole da marzo ad oggi grazie proprio a questo modo di fare. Ecco, allora, e adesso andiamo in chiusura e con, diciamo, una domanda di rito, anche se pensiamo di sapere quale sarà la risposta. Insomma, un augurio per questo 2021 che speriamo essere sicuramente più, come dire, più positivo dell'anno precedente. Iniziamo con Bonini. L'augurio è che intanto si realizzi effettivamente la campagna vaccinale, nel senso che finché la popolazione non sarà messa in sicurezza è chiaro che ci trascineremo in questa fatica, per cui credo che se ne parlerà nella tarda primavera. Diciamo che il 2021 sarà l'anno della svolta, perché effettivamente a settembre la scuola ritorni esattamente come era prima del Covid. Credo che i prossimi mesi saranno ancora complessi, che richiederanno responsabilità, attenzione, perché ovviamente c'è tutto il lavoro della campagna vaccinale da realizzare. Io mi auguro che si mantenga forte l'impegno di ritenere la categoria degli operatori scolastici una categoria da privilegiare assolutamente, perché svolgono una funzione sociale, oltre che educativa e culturale, decisamente importante. Chiaramente prima gli aspetti
degli operatori sanitari, delle persone anziane, ci mancherebbe, però mi auguro veramente che si possa arrivare abbastanza presto agli operatori scolastici, perché se la scuola è, come è stata finora, un luogo abbastanza sicuro, una volta che anche gli operatori scolastici fossero messi in sicurezza, insomma, saremo tutti più tranquilli e sicuramente potremo lavorare in maggiore sicurezza anche con i bambini, con i ragazzi. Certo. Ecco, per Polli, il suo augurio per quest'anno appena iniziato? Naturalmente la speranza è che sia uno sguardo positivo e migliore sul prossimo futuro. È vero poi che possiamo sempre essere colpiti da un meteorite, però insomma consideriamo e speriamo che possa andare decisamente meglio il prossimo anno. Ne abbiamo viste un po' tante di cose e fatte di esperienze che non avremmo mai minimamente pensato di fare solo un anno fa. Sembra passata un'era storica da 12 mesi fa. Io faccio una sottolineatura e un grazie, credo doveroso, al lavoro dei docenti e di tutti i collaboratori, gli assistenti amministrativi nelle segreterie. Le scuole sono veramente delle squadre che lavorano magari in silenzio, magari borbottando qualche volta, ma alla fine sono un po' un diesel, pian pianino ci si mette in moto e dopo il risultato si raggiunge, i risultati si portano a casa. E i docenti, sia in presenza che a distanza, hanno fatto un lavoro veramente eccezionale in un contesto a noi completamente sconosciuto. Perciò questa è una sottolineatura importante. L'augurio che ci facciamo, che faccio a tutti i miei docenti, genitori, alunni e a tutti in generale, direi che sarebbe bello che anche questa occasione diventasse un'esperienza, un motivo di crescita, un momento di crescita, un'occasione. Tutti questi limiti che abbiamo potessero diventare un'occasione di crescita umana, prima ancora che scolastica, didattica, ma che possa farci crescere, migliorare come persone, come uomini. Assolutamente sì, e noi allora ci uniamo all'augurio del professor Perpolli, sperando che nessun meteorite ci possa cadere in testa quest'anno e insomma speriamo davvero in un 2021 migliore. Noi nel frattempo ringraziamo e salutiamo i nostri ospiti, quindi il professor Mario Bonini, preside dell'Istituto dell'Educandato Statale Agli Angeli. Grazie a lei. Grazie. E Alessio Perpolli, dirigente dell'Istituto Comprensivo di Bosco. Grazie, buona serata e al prossimo appuntamento con Verona Live. Grazie.